1 Giovanna, capitolo 3. Siamo figli di Dio. Vedete come ci ha voluto assai bene o Padre Eterno. Issa ci ha chiamata e ci ha fatto diventare figli suoi. E noi siamo veramente figli di Dio. E questo è il motivo perché il mondo non ci capisce. Il mondo non ha capito manca a Gesù Cristo. Carissimo, ma noi siamo figli di Dio. Quello che si arriva ancora non si vede. Ma quando Gesù tornerà un'altra volta, noi saremo suoi a issa, perché vorremmo così come è veramente. La prima condizione: rompe con il peccato. Come Gesù è puro, così tutti quelli che mettono la speranza loro in essa vengono pulizzati tutti i peccati loro. Chi fa un peccato va contro la legge e Dio, perché pecca vuol dire mettersi contro il volere suo. Voi sapete bene che Gesù è venuto in mezzo a noi per lui a mezzo al peccato. In essa non c'è stato peccato e ognuno che rimarrà unito a Gesù non farà più peccato. Se chi si metterà a fare ancora peccato, fa capire chiaro e tondo che non ha voluto veramente Gesù e che non l'ha capito ancora. Figliolini miei, non vi lasciate ingannare nessuno. Chi fa il volere di Dio è giusto, così come Gesù è giusto. Chi fa il peccato appartiene al diavolo, perché è il diavolo che imprende il peccato da sempre. Gesù, che è il figlio di Dio, è venuto proprio per smantellare e distruggere tutta l'opera del diavolo. Chi è diventato figlio di Dio non fa più peccato, perché ha avuto la vita di Dio. Questo non può più peccare, perché è nato a Dio. Seconda condizione: amai frate. A così si conoscono i figli di Dio e i figli del diavolo. Se uno non fa volere Dio, non va bene il frate suo, ma fa capire chiaro e tondo che non appartiene a Dio. Noi insieme al principio abbiamo fatto imparare che ci abbiamo vuole bene assai l'uno con l'altro, e ma non ci comportiamo come a Caino. Chi si apparteneva al diavolo e ha cerretto il frate suo Abele. E sapete perché l'ha cerretto? Perché tutto quello che faceva Caino era malamente e tutto quello che faceva Abele era buono. Frate miei, non vi meravigliate se il mondo aveva male. Noi sappiamo che siamo passati rinda la morte, rinda la vita. La prova è solo questa, che vogliamo bene a tutti i frati nostri. Chi non vuole bene o frate suo sta ancora sotto il potere della morte. Chi vuole male o frate suo è un assassino e voi lo sapete buono che se uno accira nata la vita eterna non rimane rinda essa. Noi abbiamo capito che vorrei vuole bene o frate suo perché Gesù Cristo ha dato la vita sua per noi e pur noi abbiamo la vita nostra per tutti i frati nostri. Se uno dà tutto quello che le serve per campare e vede che un fratello suo sta rinda la pezzandaria ma non dà nessuna pietà e chi non darà una mano, come può fare chi sta a rigere voglio bene a Dio? Figliolini miei, volimici bene con tutto il cuore, non a parole e con la lingua, ma che fate rinda la verità. A questa che non sciarima che si manata rinda la verità e non teneremo più paura innanzi a Dio, perché pure se il cuore nostro ci cangreglia, Dio è assai più rosso il cuore nostro, perché essa conosce buono ogni cosa. Se invece, figliolini miei, il cuore nostro non ci cangarei e non ci potremmo avere innanzi a Dio con tutta la fiducia nostra. E a rinde in mano sua potremmo avere tutto quello che noi la dimandiamo rinde la preghiera. Perché mettiamo in pratica i comandamenti suoi e facciamo tutto quello che piace a essa. Il comandamento di Dio è questo, che noi crediamo rinde a Gesù Cristo e che ci vogliamo volere assai bene l'uno con l'altro, come essa ha comandato a noi. Chi mette in pratica i comandamenti suoi rimane unito a Dio e Dio rimane unito a essa. E la prova che Dio rimane rinde a noi è questa, e il Spirito che essa ha dato a noi.